È il 28 dicembre, buongiorno, vediamo un po' cosa c'è sui giornali, anche perché non ci vediamo da un po' di giorni. Oggi si ricomincia a pieno la vita, anche sui quotidiani, insomma, tornano molti temi. Intanto vediamo perché... ciao Sabri, buongiorno, vediamo se riesco a vedere. Mauro, Aldo, ciao a tutti, buongiorno, bentrovati. Intanto mentre si collega qualcuno vi dico il 28 dicembre, quindi si dice tutto e il contrario di tutto anche già sui numeri. Per quanto riguarda il percorso di vaccinazione, ma insomma questa sera c'è Ring, ma non ci sarò io, ci sarà Nicola Zanetti, mio collega. Noi ci rivediamo domani sera su Antena 3 per approfondire un po' tutti i temi di questi ultimi giorni. È chiaro che già da questa sera torneremo sul fatto che ieri sia stato il vaccino day, il primo giorno di vaccinazione. Ciao Giordano, ci vediamo domani sera Ring, perché volevo proprio che ci sentissimo in questa giornata, ma poi ne discutiamo. Buongiorno Ornella a tutti. Allora, è chiaro che ci sono un paio di cose almeno da sottolineare sui quotidiani di oggi. Ancora una volta Luca Zai è nel mirino, Petronio, buongiorno Anna, buongiorno a tutti davvero. Luca Zai è nel mirino oggi, dopo la giornata di ieri, la vaccinazione per tutti quanti, anche in Veneto. A proposito, oggi ci svegliamo sotto la neve, quindi è saltata anche la conferenza stampa di Luca Zai delle 12.30, perché veniva un po' più complicato forse ai quotidiani, ai giornalisti, alle televisioni a raggiungere il luogo, perché insomma era aspettata questa neve anche in pianura, ma c'è un bel po' di caos, avete visto a Milano. Buongiorno Elisabetta, ho visto tantissimi video di amici e non solo, anche nelle nostre chat dei giornalisti da ogni luogo, da Carmignano e via dicendo. Ciao Giuseppe, ben trovato. Allora, veniamo alle notizie. Che cosa c'è oggi sui quotidiani? Quindi questo racconto ovviamente del primo giorno di vaccino per tutti, le storie più commoventi o meno, fino ad arrivare al Marchese De Luca. Dopo ne parliamo, il Marchese De Luca che non previsto si fa il vaccino. E tra l'altro con una cosa curiosa, ma dopo la raccontiamo. È caos sui numeri, ancora una volta per quanto concerne il Veneto soprattutto, perché avete visto, forse negli ultimi giorni si è parlato di un tasso di positività, ciao Luisa, grazie magari, del 36%, cioè cosa vuol dire? Che i positivi su tampone sono 36 persone ogni 100, ma in realtà è sempre il solito problema per il quale ancora non c'è una chiarezza, non c'è una linea unica, il Veneto fa così, gli altri considerano diversamente, Roma drena tutti questi dati e li conta in maniera sbagliata, cioè sempre la solita storia, che sui nostri positivi vengono conteggiati da Roma anche i positivi che troviamo con i tamponi rapidi, quindi il totale dei positivi viene conteggiato sulla sola percentuale dei molecolari e quindi sembra molto di più. Cosa vuol dire? Ed è assurdo, cioè per Roma noi abbiamo un tasso di positività su tampone del 36% e in Veneto invece, lo dicono la direzione sanitaria, lo dicono gli assessori, via dicendo, gli esperti del luogo sono soltanto l'8%, 36 dice Roma, 8 dice invece il Veneto. È possibile in un paese normale che non si sappia nemmeno quale sia la percentuale e che Roma, se considera per tutti o solo per il Veneto i tamponi rapidi, debba sbagliare, considerare e valutare in maniera diversa una percentuale di questo tipo? Vi sembra possibile? Bene, oggi è diventato un ulteriore tema di polemiche, ma è così da settimane. È così da settimane. Sì, Nicoletta Nevica è bellissimo oggi. E quindi questo problema, oggi c'è un'intervista, ieri Zai ha fatto presenza alla prima vaccinazione a Treviso, è stato lo stesso momento in tutte le ULSS del Veneto, si è proceduto con le 875 vaccinazioni, poi però oggi in intervista il Corriere ovviamente deve ribadire Zai, in Veneto tanti casi, ma qui facciamo migliaia di tamponi. Da quanto tempo è che dice così? Rina, sì, c'è tanta confusione, però almeno sulle cose banali, che sono i tamponi, che sono l'essenziale, e capire come conteggiare le positività, perché su questo si determina molto, bisognerebbe forse fare chiarezza da Roma. Il problema è che poi, come non si sente? Mary, non credo, verifichi un po' lei. Il problema poi è che
Mi sono distratto. Il problema è che poi cosa succede? Che Rifondazione Comunista, già Luana, non so cosa c'è di normale in tutto questo, però insomma nessuno era preparato, questo l'abbiamo detto, e quindi un minimo di comprensione ci vuole, però insomma il paradosso oggi di continuare a sbagliare questo conteggio è veramente assurdo. Dicevo, oggi però chiedono Rifondazione Comunista, il PD, tutte le opposizioni vanno veramente all'attacco del governatore Zaia e chiedono da Rifondazione Comunista in particolar modo le dimissioni del presidente Zaia, ritornano sul fallimento, il giallo, il record di contagi, insomma tutti quei dati che così per noi hanno un senso, valutando i 60.000 tamponi, e da Roma evidentemente no, e quindi anche per le altre regioni c'è un passaggio molto negativo di Gallera, l'assessore welfare di Lombardia, che dice, come lascia intendere, come il Veneto non abbia imparato nulla dalla prima ondata. Forse Gallera qualche silenzio in più sarebbe opportuno che lo considerasse. De Luca, veniamo a De Luca poi perché oggi andiamo veloci. Allora, De Luca, il marchese De Luca, governatore della Campania, cosa fa? Sostanzialmente è andato a inocularsi una dose di vaccino, quindi come tutti ovviamente ha presenziato la dose il primo giorno di vaccinazione, ma non previsto ha tolto a qualcuno, un medico, una persona che probabilmente più di lui in questo momento serve. Sì, le piste da sci ancora chiuse e non si sa nulla, dopo ne parliamo Rina. Ha tolto quindi evidentemente, come previsto da programma, come si chiamano, i medici, gli operatori sanitari, tutte queste persone che dovevano essere vaccinate per prime, sono vaccinate per prime. No, De Luca all'improvviso dice, beh, già che sto qua, mi vaccino. E cosa fa però? Non dice niente a nessuno. E dopo qualche ora, delle 720 dosi appunto che arrivano in Campania, esce dal Cotugno, mi pare, dopo aver fatto un po' di giri di ospedali, esce, rilascia le sue interviste. È assurdo che non si conteggi in base alla popolazione, sono arrivati pochi vaccini in Campania, Non dice nulla, ma poi comincia a circolare una voce. Pare che si sia vaccinato il presidente della Campania. E allora, dopo qualche ora, lui posta la foto su Facebook, no? E quindi dicendo, do l'esempio. Quindi costretto, perché ormai la voce era girata, a postare la fotografia, cosa che non aveva detto nelle interviste, non l'aveva commentato, non aveva svelato ai giornalisti. Quando ormai abbiamo capito e saputo questa cosa, lui è costretto a postare la fotografia e dire, l'ho fatto per dare l'esempio. Certo che dovete dare l'esempio, se ci credete, se lo volete fare, e questo è importante per il nostro paese, ma allora lo annunci e dici, farò il vaccino. Viene attaccato da tutti, quasi come il Salvini che fa beneficenza, attacchi ridicoli, ma è ridicolo anche lo stesso Salvini, perché quando si fa beneficenza si fa in silenzio e non si fa con i selfie. Comunque lasciamo perdere. Allora, alla fin fine cosa fa? De Luca cerca questa formula, viene attaccato da tutti, viene attaccato perché se vuoi fare appunto questa campagna, essere il testimonial, lo annunci e dici, io andrò, farò il vaccino. Non era previsto per i governatori, i politici in questa prima fase, ripeto, dovevano andare i medici che stanno in prima linea, però De Luca si prende una dose di questo vaccino. Sul fronte dei numeri abbiamo litigato, avete visto, moltissimo, perché 9.750 dosi nel nostro paese, 19.500 in Francia, 150.000 in Germania. Arcuri ci ha spiegato, no, ma guardate che questa dotazione della Germania è già prevista per più giorni, era più o meno uguale dappertutto. Minchiate, secondo me noi non siamo considerati, ma questo l'abbiamo già detto, come gli altri, eppure anche su questo non si capisce nulla. Perché Locatelli ieri diceva sui quotidiani, a regime avremo 140.000 persone al giorno, quindi vaccinazioni al giorno. Totale, se fate i conti, credo in 8 mesi, ma al massimo, io ho fatto i conti su 8 mesi, quindi gennaio-agosto si arriva a 33 milioni? Basta fare, no, 3, non mi ricordo più, 33 milioni? No, questo è sbagliato. Sono più giusti quelli che ho fatto questa notte, guardando i giornali di oggi, perché Zaia dice 38.000 dosi a settimana, sarà a regime, e questo è l'obiettivo, in base ai numeri che ci sono stati dati, secondo la percentuale che dice che avremo in Italia 470.000 dosi a settimana. Insomma, adesso il conto è un macello, ma cosa vuol dire? Che alla fin fine il Veneto avrà 152.000 dosi al mese, il che vuol dire che a fine agosto, in 8 mesi, in teoria abbiamo 1.200.000 di persone vaccinate. Ma cosa vuol dire? Dosi, quindi
doppio, al che vuol dire 1,2 milioni diviso 2. Cioè, insomma, anche su questo tema dei famosi vaccini che arrivano o non arrivano c'è un po' di caos, ma i numeri vengono pubblicati in tabelle costantemente sui quotidiani. Ma qual è, secondo me, l'unica cosa che queste tabelle ci consegnano, al di là dei conti della serva che posso fare io senza capirci nulla, ovviamente, come quelli che credono di essere esperti di logistica perché hanno visto portare in uno scatolone, ma non sanno neanche che cos'è quell'azienda, la Dryce mi pare che si chiami, che lavora appunto per l'Ibernazione, la faccio semplice, e quindi ha garantito la sicurezza del trasporto, che non sembra di arrivare anche con questi numeri alla copertura, la famosa immunità di gregge, al 60-70%, non mi pare, dopodiché saremo smentiti, il ritmo non sembra quello che ci possa mettere al sicuro. Germania, ieri in Baviera ci sono stati problemi, noi ce la prendiamo sempre con gli italiani, ma la Germania della Baviera ha avuto problemi, sono andati in tilt i frigoriferi, quindi hanno dovuto buttare una serie di vaccini. Oggi Cacciari, durissimo su Repubblica, in un'intervista parla ovviamente della sanità e anche del governo, di un governo, adesso vi trovo l'espressione chiara, ma insomma lui dice che sui vaccini non c'è neanche da discutere, bisogna fare questi vaccini per chi è sano di mente, insomma il resto non va considerato, quindi è davvero cattivissimo, tranchant come al suo solito. Adesso vi troverò anche l'espressione, ma eccola qua, è solo un teatrino, ma i bei gesti non servono, basterebbe il buon senso. In questo caso il teatrino è De Luca e il teatrino è anche quello della politica che litiga in una finta crisi che, come vedete, è già risolto. L'effetto qual è? Sul recovery non c'è niente e siamo in ritardissimo. E oggi in un'altra intervista, gruppo GE di La Stampa, il ministro Speranza dice obiettivo, cos'è? 13 milioni di vaccinati, mi pare, ora ve la ricerco, 13 milioni di vaccinati nell'arco di breve, non ho toni trionfalistici, l'importante è partire, andare avanti, così. E ovviamente sulla recovery cosa dice? Che quei 9 miliardi sono una cifra ridicola per la sanità del nostro paese. Non dice in questo tema, ma noi l'abbiamo definito così da diverso tempo. Ecco, entro marzo addirittura 13 milioni di immunizzati, dice il ministro della Salute Speranza. Quindi numeri così, non ce n'è uno che corrisponda con l'altro, non si capisce più niente. Di questo ve l'ho detto, insomma ci sono tante altre cose. Se avete possibilità di leggervi Andolina, Marino Andolina, dopo quel video pazzesco che avevamo diffuso nei giorni scorsi sulla pagina, abbiamo anche una sua testimonianza sul sito ferdinandoavarino.it, all'inferno e ritorno. Marino Andolina, medico, critico, provocatorio, cattivo anche nei confronti della sanità, non si è fatto ricoverare, ha rischiato di morire, il Covid se l'è curato da solo a casa e racconta questo suo viaggio all'inferno e ritorno sul sito ferdinandoavarino.it. Il caso di Cortina d'Ampezzo, c'è il sagrestano che cerca, di fatto si presentano c'è il parroco che cerca un nuovo sagrestano, si presentano in 300, mandano i curriculum, molto divertente questa storia, per uno stipendio da 1.200 euro che poi con gli scatti, l'anzianità, vitto, alloggio, insomma può arrivare a 1.500, ma racconta molto bene, mi pare oggi Repubblica ancora, questo episodio d'altri tempi, ecco, e quindi c'è una corsa anche a questo tipo di lavoro che è faticoso. E dice il parroco: attenzione, non è che è solo aiutarmi durante la messa o a pulire la chiesa, bellissima tra l'altro, dei santi Filippo e Giacomo mi pare, l'abbiamo vista l'altro giorno, è anche quello di spalare la neve nei mesi più difficili, quindi non è un lavoro semplicissimo, è duro, lo dice, che si lavora la domenica, insomma c'è tutta questa storia della ricerca del sagrestano. Fantastici. Meghan e Harry alla fine ci hanno ripensato, vogliono festeggiare i 95 anni di Elisabetta da reali, vogliono festeggiare i 100 anni di Filippo da reali, e allora chiedono un interregno, guardate così, diciamo di almeno un anno, e tornare reali, perché forse ci hanno ripensato. Ma insomma i colloqui anche tramite Zoom, e questo è interessante, con la regina Elisabetta sarebbero stati tanti in questi mesi, dopo che si sono allontanati dalla famiglia, ma ormai sono un po' troppo commercializzati gli accordi che hanno con, come si chiama, Amazon e non solo, e quindi
alla fin fine ovviamente ritornano, pensano di ritornare, ma insomma iniziano adesso le trattative per rientrare in famiglia, forse da reali almeno un anno in più. Sullo sci mi scrivevano prima, in effetti nulla è ancora chiaro, non si sa se si apre il 7 gennaio, abbiamo scritto sul sito ferdinandovarino.it proprio una storia di questo tipo. Cosa succede in montagna? Gli alberghi, l'avevamo detto, sono tutti vuoti, non chiusi per decreto ma chiusi di fatto, e la gente ha solo affittato delle case e quindi si è rinchiusa nelle case. Per quanto riguarda gli alberghi, abbiamo sentito anche amici, persone che gestiscono strutture di questo tipo, categorie, vi dicendo, c'è qualcuno che pensa di non riaprire prima di fine gennaio. Di questo stiamo parlando, e quindi non si sa neanche se lo sci riapre il 7 gennaio, più avanti, e vi dicendo, ma certi alberghi già hanno capito che prenotazioni non ce ne sono, e anche se stanno chiusi fino a fine gennaio, capirai che cosa cambia. Diego, aspettiamoci altri periodi di zone rosse e sacrifici. Le ultime voci parlano di un'immunità di gregge che sarà raggiunta in Italia con il vaccino appena verso settembre. E per quello che dico, i dati non tornano, almeno facendo i conti della serva, ma non sono certo titolato io a farlo. Ci vediamo domani mattina, stasera niente ringhe, ma guardatelo perché c'è Nicola Zanetti. Noi ci vediamo domani sera su Antena 3 e sul sito ferdinandovarino.it. Ciao, buona giornata.